Eder. Mech. Pallister. Sapevo che Liliana fosse nei sacchi neri grazie alla mia immaginazione. Ho immaginato che poteva essere trovata nuda oppure nei sacchi neri. Il fiore legato con il filo di ferro nel punto preciso della scoperta l'avevo messo perché una giornalista, a giugno, mi aveva indicato il luogo. Non ho detto io alla questura dove fosse il corpo, neanche per idea. In questura mi era stato chiesto quali fossero i luoghi che Lilly frequentava e li ho riferiti. Il primo è Daila, vicino a Cittanova, dove aveva una cugina e dove ci sono spiagge per nudisti. Il secondo è la Costa dei Barbari e il terzo è il Roseto. Quest'ultimo è situato di fronte al luogo dove il corpo di Liliana è stato poi scoperto. Lei e Sebastiano andavano a fare foto lì. Io non sapevo quale fosse il luogo preciso. Ma in giugno ero lì con una giornalista e lei mi ha mostrato il luogo esatto, dicendo di aver trovato anche un braccialetto d'oro, o di finto oro. Per quanto riguarda le rose, io avevo portato le prime 2 rose nel gennaio del 2022, mettendole dove c'erano dei pezzi di nastro bianco e rosso. Successivamente Fulvio Covalero, amico di Liliana, mi aveva accompagnato dove c'era la coperta metallica ed è lì che ho portato poi le altre rose. Ora, tutti i martedì, porto una rosa sulla tomba di Liliana in cimitero. Martedì era il giorno in cui Liliana veniva a casa mia e io le regalavo una rosa. Io e Covalero andavamo veramente alla ricerca di un sacco nero con Liliana dentro. Non voglio parlare di assassinio, credo che abbia preso sberle ai pugni. Perché è questo che denota il suo viso. Avete visto le foto di lei morta? Io sì. In 2 foto in particolare si vede bene che ha il viso pestato, sia a destra che a sinistra del naso. Ha preso proprio pugni. In questa storia ciò che ho fatto lo sentivo. Adesso la mia vita è stravolta, e tutte le chiacchiere che sento mi entrano da un orecchio ed escono dall'altro. Io frequentavo Liliana da 40 anni come amico. La rosa che io continuo a portarle ogni martedì sulla tomba è il nostro simbolo, così come una volta quando gliela facevo trovare a casa. Si legge troppo spesso di utenti che si lamentano credendo di essere censurati. Questo canale non cancella nulla, nemmeno gli insulti. Quando non trovate il vostro commento dovete semplicemente andare a cliccare su più recenti e non su più popolari. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.